po' disidratato. Sacco sto caldo. Oh, cosa hai fatto? Sto buttato via. E tu mai sentito parlare di igiene ambientale? Raccolta differenziata. Cosa? Scoasse. Scoasse. Ecco. Ogni roba va messa nel suo posto. Che se è raccoglitore della plastica, per la plastica, questa qua cosa sia? Plastica. E ora va messa dove? Nella plastica. plastica. Oh. Perché mi sono un comico ambientalista, setto. Sì, Riciclo sempre le battute. si vede. Cosa voglio fare qua, scusami? Come no? Che avremo appuntamento giustamente con l'assessore regionale all'ambiente, Questa qua è la Villa Imperiale di Galliera, allora? Villa Imperiale di Galliera, dove sì. oggi sì, la location del nostro biciclando di oggi. Quindi il conte dovrebbe essere qua? È imperiale, conte, che tu capisci, Andiamo a è cercarlo. tutto quanto un nesso. Andiamo a cercarlo. Andiamo a cercarlo. Allons enfants! Eccolo qua! Ciao! Buongiorno! Benvenuti. Dove siamo qua? La Villa Imperiale di Galliera. Mia è una villa normale, è una villa imperiale. E quindi anche il parco sarà imperiale. ovviamente. Soprattutto il parco. Come mai che ti magari invita A qua? parlare di ambiente, perché sicuramente il posto è adatto, ma soprattutto anche di quello che è il rifiuto, il riciclaggio e tutto quello che è un problema. Anche perché il parco va tenuto bene, perché ti puoi buttare a terra. Sì, ma ti cosa come c'è prima. dentro che ti sia un rifiuto speciale qua dentro? Sei assolutamente fuori posto, ti sei nocivo, tossico nocivo. Quindi Sì. bisogna. Anzi, direi, differenziamoci da tutto quanto quello che sei tossico nocivo. Andiamo a Ecco, visitare il andiamo parco lì. intanto, dopo se vedremo. Buona visita. Ok, molto su. Questo Miami? No. No, vabbè, dopo che ormai Dopo. Avanti! Benvenuti nel parco della Villa Imperiale perché qui vi soggiornò l'imperatrice Maria Anna Pia Carolina di Savoia, sposa di Ferdinando I, imperatore d'Austria. Ma questo parco ha avuto anche altri proprietari illustri e vicende storiche molto importanti. Proprietari fin dall'inizio della famiglia nobile veneziana Cappello, che lo possedette dagli inizi del 400 fino al 1796, anno in cui morì l'ultimo proprietario, Andrea Cappello. Parliamo oggi di rifiuti che sicuramente non sono un problema ma possono diventare un'opportunità. Questo perché bisogna investire su quella che è la raccolta differenziata. E in Veneto abbiamo raggiunto grandi livelli, alti livelli, che ci permettono appunto di essere all'avanguardia. Questo grazie anche a un sistema dalla raccolta allo smaltimento e soprattutto anche una consapevolezza del cittadino che facendo la sua parte, riciclando subito e differenziando quello che è il rifiuto, questo può diventare nuova materia per realizzare oggetti nuovi. L'importante quindi è guardare a quello che è un servizio anche legato alla qualità ma anche ai costi. Non c'entra niente il cambio del tempo a questo asse, a colpa del cambio del tempo, del buco nell'orzoro dell'effetto serra. Effetto sera. Lo dice anche i scienziati. Ma quei scienziati ha 6 anni che conoscono l'effetto sera. Mi ricordo che avrò avuto 10-12 anni, al pomeriggio partivo col mio motorì, mio papà mi correva dritto e mi diceva «Ciao piccolo, effetto sera!» Non sei quello. A mia posso. Ero sicuro che era così. Il parco storico della Villa Imperiale è uno dei giardini più belli della provincia di Padova e
scusate se ne sono orgoglioso anche della regione Veneto, un giardino che la sua particolarità sta nell'abbondanza delle acque, dei suoi 2 laghetti ed anche delle sue 2 isole con essenze arboree di straordinaria importanza e anche lungimiranza, perché ci sono molti esemplari, oltre 100 esemplari, che superano i 150 anni di età. Un giardino che è stato sistemato dall'architetto e paesaggista Francesco Bagnara, sceneggiatore nella metà dell'Ottocento della Fenice di Venezia. Io te hai capito, quando che te hai finito qua, portare via quante scoasse, non fare il peandro come al solito. Oh, calma, intanto le scoasse bisogna metterle, non è una roba così semplice, bisogna metterle al posto giusto, carta con carta, secco col secco, umido, plastica, vetro, che se la raccolta è differenziata, oh, secco umido, secco umido, secco umido. Secco umido, 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 umido, secco. Che deve essere per quello. Che deve essere per quello che il Che tempo si deve cambiare. Per via della raccolta differenziata. Perché quando la gente porta fuori il secco, Secco. no? Te vedi che è bello, è caldo, arso. E se quando tutti quanti porta via l'umido, Piova che ne. Il nostro comune, Galliera Veneta, è uno tra i comuni che ha la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziata che sfiora il 74%. Un comune che ha adottato da anni la raccolta del secco non riciclabile con il microchip, che ha favorito la raccolta, ed anche uno dei pochi comuni nel Veneto che ha la certificazione EMAS, una certificazione che attesta la qualità e le buone pratiche ecologiche e con un occhio di riguardo verso l'energia sostenibile. Infatti abbiamo firmato anche il PAES con Bruxelles il 24 giugno di quest'anno. L'importante quindi è guardare a quello che è un servizio anche legato alla qualità ma anche ai costi. Noi abbiamo discariche, abbiamo inceneritori, abbiamo un sistema soprattutto di raccolta differenziata che ha raggiunto il 65% in Veneto e sicuramente ha l'ambizione di arrivare con il nuovo piano al 70% entro il 2015. Il PAES, detto anche patto dei sindaci, è un accordo tra i comuni e l'Unione Europea per la riduzione del gas serra, della CO2 in atmosfera, a seguito del protocollo di Kyoto del 20-20-20. Il comune di Galliera Veneta, firmando questo accordo, si impegna con una politica energetica a favore delle energie rinnovabili. E per rispettare l'ambiente bisogna impararlo già da piccoli, da bambini. Bisogna guardare a quello che è il riciclaggio e come appunto non inquinare. È proprio per questo che la Regione Veneto, grazie soprattutto alla Settimana dell'Ambiente, che ha visto scolaresche, studenti che si sono avvicinati proprio a quei siti che nell'ambito veneto vengono utilizzati soprattutto per smaltire, dalle discariche, agli inceneritori, a tutto quel sistema che rende virtuoso il Veneto, soprattutto nella raccolta differenziata. È proprio per questo che, grazie anche alla collaborazione dell'Università di Padova, abbiamo realizzato dei corsi all'interno delle scuole con il provveditorato agli studi che permetta soprattutto ai giovani di poter esprimere con la comunicazione, quindi con video, con immagini, con messaggi, quella che è la loro sensazione, soprattutto nel risparmio, in quello che è appunto il recupero e quindi la raccolta differenziata, a quello che è il risparmio delle risorse naturali. La bellezza di visitare un parco in bicicletta. Guarda, io non capisco una roba. Spendiamo milioni e milioni di euro per fare strade, tutti che si comprano fuori strada. Dove devono andare? Che ormai asfaltano anche gli altri. Appunto, usare la bicicletta. Ringraziamo l'assessore Conte e il sindaco Bonaldo per questa occasione che ne ha permesso di visitare oggi questa magnifica villa e direi che bisogna un consiglio a tutti quanti. Distinguiamoci, differenziamoci, perché bisogna fare la raccolta differenziata. Anche a massa. E adesso? Adesso Vuoi provare la bicicletta? Devo provare, no altri. Un giretto, mi raccomando. Viva avanti, Pidadrio. Etico, sempre più. Ti dice di aver fisico, che fisico. Mi raccomando, porto, tornare presto. Ciao, grazie. Hai detto grazie. Guarda che non sono miei ragazzi. Allora questi qua. Ma che credito che questi qua torna? Cioè, dovevo andare allo Stiglie, sarà 20 km. 20 km? Andiamo a piedi.
è ora che ci mettiamo in cammino ora avanti, dai, Ecco, muovete. sempre così va a finire. Dai, bicicletta. Dai.